L'organizzazione di produttori della pesca di Trapani e delle Isole Egadi, meglio conosciuta come OP di Trapani e delle Isole Egadi, raggruppa circa 60 imprese della piccola pesca e qualcuna della grande pesca. L'OP si è costituita nel 2009 ed ha avuto il riconoscimento da parte del Ministero delle Politiche Agricole nell'agosto del 2012. Molte le specie ittiche che hanno avuto il riconoscimento, tra cui ricordo il tonno e il pesce spada, la triglia rossa piuttosto che il gambero rosso. Le specie meno conosciute, che possono essere le boghe, gli zerri, i sugarelli, nonché le alice e le acciughe. La nostra organizzazione si pone come obiettivo quello del sostentamento del reddito dei nostri pescatori. Per questo nasce il progetto che stiamo portando avanti sul pesce povero, che nell'agosto del settembre del 2018 ci siamo intestati come associazione. Alla mattina quando ci alziamo intorno alle 4 e andiamo a lavorare, prima andiamo sul luogo di pesca dove pensiamo che ci sono le boghe e buttiamo le reti del mare. Poi aspettiamo che arriva, che fa l'alba, una volta che fa l'alba incominciamo a tirare. E lì si svolge la pesca della lacciata. Sarebbe una parete liscia che prende i pesci della stessa maglia che tu butti in mare. Se c'è la maglia è un pochettino larghetta per prendere le boghe quelle più grosse. Poi quando peschiamo tiriamo le reti, mettiamo a bordo e ce ne ritorniamo a terra. E tante volte quando si viene a terra che abbiamo è poco pesce, che magari i commercianti non lo comprano perché una cassetta, 2 cassette a loro non ci interessa. Ma anche le persone non riescono, specialmente in questi periodi, non riescono a comprare né le boghe e neanche. A massima considerazione magari se si pesca qualche cassetta di sgombero si riesce a vendere, ma poi direttamente non è che è una pesca povera che ci conduce a fare la fame tutto sommato. Oggi l'OP di Trapani e Isole Egadi ci ha portato delle bellissime boghe. Ricordiamo sempre che la pesca di questo gruppo di pescatori è fatta nel rispetto assoluto del mare e della riserva dove loro pescano. Abbiamo deciso di andare su dei piatti un po' diversi, proprio per dire guarda, un pesce povero può dare anche delle sensazioni al gusto e anche alla vista particolari. E abbiamo deciso di fare un piatto gourmet. Paolo, che piatto prepari oggi? Ciao Giuseppe, io preparo dei tortelli ripieni di farcia di boga, un po' di ricotta, un po' di mascarpone, della buona mollica di tumminia, una salsa particolarmente fresca e saporita, una vellutata di finocchi, quindi del finocchio che adesso immediatamente, anche per una questione di tempistica, andrò a bollire con un po' di latte intero fresco e poi aggiungerò un po' di crema di latte. Quindi andrò direttamente a sbollentare il mio finocchio privato da un po' della superficie, quindi per togliere quello che è la parte fibrosa, quindi prettamente la parte interna del finocchio. Aggiungerò un po' di crema di latte per come vi dicevo poc'anzi. Giuseppe, se tu puoi il tuo pizzico di sale messo così alla chef esperta, no? Il nostro sale delle saline di Trapani. Di Trapani, perfetto. Poi una cosa che mi sono portato avanti, quindi ho fatto la pasta fresca, mi sono steso poco fa una foglia di pasta fresca che adesso andrò a lavorare, quindi andrò a prendere la mia pasta che stenderò il nostro anellino, andrò a creare i nostri cerchi. Benissimo. Poi il nostro sac à poche dove andremo a inserire la nostra farcia di boghe, no? Mascarpone, ricotta, quindi per le massaie, per i non esperti, per
coloro che amano la cucina, potete tranquillamente anche un po' d'uovo battuto metterlo nei dischi, che vi agevolerà nella chiusura del tortello. Al centro mettete un po' di farcia, proprio il giusto che serve per una porzione di tortelli. Ok. Andate a togliere la parte. Perfetto. Quindi molto facile. Prendo il dischetto, lo faccio come se fosse un ventaglio o comunque una mezzaluna. Prendo le estremità laterali, li chiudo su se stesse. Ok? E quindi ne ho contate per una porzione normalmente di ristorazione 6 tortelli. I nostri finocchi vanno, che è una bellezza, quindi la salsa tra poco è pure pronta. Poi, quindi abbiamo detto il nostro crumble con la semola per fare il couscous, i pinoli, abbiamo messo del buon pecorino canestrato all'interno. Chi non vuole, per problemi di eventualmente intolleranze o patologie varie, non vuole utilizzare il burro, può mettere l'olio extravergine d'oliva. In questo caso il crumble è come se fosse quasi una pasta frolla sbriciolata. Mettiamo un po' di burro fresco centrifugato, il nostro pane lo andiamo a inserire nel nostro composto che abbiamo fatto precedentemente, gli diamo una bella mescolata e questo sarà ovviamente il classico formaggio dei poveri che andrà a dare la parte croccante alla nostra pasta. Perfetto. Vado? Prego. Andiamo a calare la pasta. Tu andrai a mettere cortesemente sempre quel tuo tocco di sale che fino adesso non hai sbagliato. Perfetto. Andremo eventualmente, perché il finocchio giustamente ha qualche parte fibrosa, vuoi dare qualche colpettino così? Così andremo ad ottenere una salsa vellutata, liscia, buona, profumata, proprio sa di sambuca, sa di freschezza, no? Il finocchio ti porta, addirittura i nostri nonni lo utilizzavano dopo pasto per una questione di digestione, no? Stavolta abbiamo cambiato, abbiamo dato un nuovo colore al piatto. Ovviamente la nostra salsa è una salsa che deve essere leggermente legata, anche per una questione di tempistica. Metteremo un nostro amido di mais cerato, che si può utilizzare sia a caldo che a freddo. Io la tolgo. Sì, assolutamente sì. Ok, grazie Giuseppe, la vellutata è pronta, quindi vado all'impiattamento. La salsa deve essere, diciamo, della giusta misura o comunque quantità che possa bastare per i tortelli. Quindi posizioneremo nell'estremità i nostri tortelli. Quindi faremo un piatto che sia semplice, a portata di casalinghe, va bene? Quindi questo via. Poi andremo a mettere qualche cimetta di broccoletto. Che l'abbiamo precedentemente sbollentato e fermato di cottura mettendo acqua e ghiaccio. Poi fave. Immagino gli dà una freschezza questa fava verde appena raccolta. Io li chiamo smeraldini incastonati. E effettivamente
guarda che sono belli. Il piatto parla senza che non ho fatto nulla di strano. Qualche pomodorino laccato che proprio è di un rosso, come si vuol dire senza fare pubblicità alla Ferrari, ma è veramente un piatto che mi piace accostare questi colori belli che dalla primavera passano all'estate. Poi, che cosa abbiamo detto? Croccantezza. Croccantezza. E quindi croccantezza, passeremo al nostro crumble. Deve essere proprio leggera così, senza una vera e propria senza eccedere, ok? Allora, volendo, questo piatto, quindi questo primo piatto, ha un food cost, quindi per capirlo un po' tutti, un costo pasto che va da 1,80 a 1,90, ma nemmeno ci va, siamo lì comunque. E arrivando a questo punto, buon pescato siciliano E buon appetito. buon inizio, Giuseppe. E buon appetito. Buon appetito. La boga è una specie estremamente diffusa lungo le nostre coste. La troviamo anche spesso al mercato, spunta a prezzi molto bassi e questo direi che è un motivo che può spingere al consumo, a comprare al consumo della boga. È una specie gregaria, si avvicina alle coste, ma direi durante tutto l'anno. Ha delle carni ottime, purtroppo non sempre apprezzate. Raggiunge anche 30 cm, ma normalmente la troviamo intorno ai 20-25 cm sui banchi dei nostri pescatori, catturati dai nostri pescatori. È una specie che ha un prezzo estremamente basso, quindi un motivo in più per consumare la boga, come tanto altro pesce cosiddetto povero, che fa bene alla nostra salute ma fa bene anche alle nostre tasche. Oggi prepariamo una nuova ricetta, sempre con il pescato dell'organizzazione dei produttori di Trapani e delle Isole Egadi. Mi piace ricordare che i loro sistemi di pesca sono rispettosi dell'ambiente. Questa è una cosa molto importante, anche perché molti di loro pescano nelle aree di riserva dove è consentita. In questo momento stiamo preparando che cosa, Nino? Allora, stiamo preparando un agrodolce che andiamo a fare con dei pesci del pescato che abbiamo avuto oggi e abbiamo delle boghe, delle aguglie e dei saugelli. Solitamente la ricetta viene fatta con i saugelli, però oggi vogliamo fare un misto. Iniziamo con la cipollata, con l'agrodolce, diciamo così, perciò basta affettare della cipolla rossa, metterla a cuocere a fuoco lento con dell'olio extravergine d'oliva, farla appassire praticamente. Aggiungiamo un po' di sale e un po' di pepe. Appena la cipolla è un po' appassita, aggiungiamo una spruzzata di aceto e 2 cucchiai di zucchero. Lasciamo evaporare l'aceto. Ed ecco pronta la nostra cipollata. Va bene, possiamo spegnere, la lasciamo riposare. Questo è uno dei periodi più belli per mangiare il pesce azzurro, perché il pesce è più grasso, pieno di uova. Passiamo alla parte principale del piatto, che è quello del pesce, perciò
pesce freschissimo, lo saliamo, aspettiamo che si riscalda un attimo l'olio, prendiamo un misto di pesce, l'aguglia giustamente la tagliamo magari in 2, anche in 3. E allora, facciamo una bella infarinatura del pesce, una farina di grano duro, un rimacinato biologico, e passiamo a friggere. Tira attorno. Facciamo dorare da tutti e 2 i lati. Ok, abbiamo già la doratura perfetta. E ora passiamo all'impiattatura del pesce. Mettiamo stragelli, Sugarello, sugarello, boga. boga e la nostra aguglia. Serviamo con un po' di agrodolce sopra. Ne mettiamo un po' per i più golosi, un po' di più. Un filo d'olio d'oliva sopra. Un po' di pepe nero. Questo è un piatto, il piatto innanzitutto è pronto. Questo è un piatto che va servito a temperatura ambiente o freddo, perché proprio per insaporire l'agrodolce della cipolla che si trasferisce nel pesce. Perciò avremo un pesce molto più saporito e più gustoso sicuramente. Buon appetito!